Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. Oggi abbiamo con noi due cucine Bertazzoni La Germania prodotte nel distretto cuciniero a Guastalla, Reggio Emilia. Prima di scoprire questo video vi invitiamo come sempre ad iscrivervi al nostro canale, di lasciare un mi piace e di commentare con le vostre opinioni e pareri. Come anticipato stiamo parlando del marchio La Germania Bertazzoni, che è il marchio più a qualità-prezzo dell'azienda Bertazzoni. Come stavo dicendo prima, si trova appunto a Guastalla, Reggio Emilia, nel distretto cuciniero. Queste sono interamente prodotte in Italia e abbiamo questa serie americana sia in allestimento T sia in allestimento V. Allestimento T è quella un po' più, tra virgolette, basica, cioè abbiamo delle griglie smaltate opache che chiamano la ghisa, ma che tecnicamente non sono ghisa. Abbiamo una copertura in vetro che frena quando andiamo a chiuderla, e quello che dirò sia per questa cucina che per l'altra vale per tutta la gamma, cioè sia per le forno elettrico sia per le forno a gas. Infatti questa a sinistra è forno elettrico, questa a destra è forno a gas ventilato. Altra particolarità della Germania, visto che loro producono in modo artigianale, è la vastità di gamma. Queste due cucine che abbiamo qui davanti sono 90x60 entrambe, ma producono anche 60x60, 60x50 o addirittura una misura difficile da trovare che è l'80x50, oltre che 70x60. Le finiture sono con ampi colori. Questa qui in particolare che ho sotto mano è una finitura di color crema, ma si può avere anche un colore vino, nero o addirittura bianco opaco. La smaltatura viene fatta a polvere, quindi è particolarmente resistente anche agli agenti un po' più acidi tipo sgrassatori ed è resistente anche e soprattutto alle alte temperature. Ovviamente quello che vale per questa cucina vale anche per quest'altra, quindi il nocciolo duro, quello d'acciaio fisso, è sempre questa. Poi quando andiamo a personalizzarle, eventualmente non cerchiamo quella Total Inox, la parte colorata è questa qua di lato con lo schienale colorato e è tutta la parte inferiore. Altra differenza è anche il bruciatore dual che portano al centro della tripla corona. Questo qui della serie del colore crema è di una potenza di 5 kW, mentre la potenza nominale dell'altro è di 4 kW. Esatto, in pratica questo qui è un po' più leggerino, mentre l'altro è molto più pesante. Ora vi faccio vedere. Sono entrambi bruciatori Sabaf, ovviamente made in Italy. Vedete già che questo come circonferenza è un po' più grande rispetto a quest'altro. Il design abbiamo detto che è moderno, ma allo stesso tempo strizza l'occhio anche al classico. Prova ne è del termometro in classico stile analogico e dal manico, vedete. Poi i vetri del forno entrambe sono della Stop Sol, l'azienda italiana di produzione di vetri di altissima qualità. La cucina tutto forno elettrico ha ben 3 vetri, mentre quella forno a gas ventilato ha 2 vetri. Sulla parte bassa della cucina poi abbiamo uno stipetto che può essere anche usato come scaldapiani. Altre differenze dei due forni a gas e forno elettrico sono le due cavità interne. Il forno a gas è 102 litri, mentre il forno elettrico ha una cavità di 82 litri. I forni elettrici della Germania sono dei forni ventilati con 11 funzioni, mentre il forno a gas è un forno termostatato. Adesso andiamo ad analizzare l'interno del forno, ma ci soffermiamo innanzitutto sulla porta. Entrambe ovviamente hanno una cornice, un profilo in acciaio inox, sia frontale che laterale. La facilità di pulizia non è indifferente, è molto semplice. Basta sfilare il fermo, quindi non avete nemmeno bisogno di cacciaviti o altri utensili, ma soltanto l'uso delle mani e sfilare la barra in acciaio e ecco, poi di conseguenza il vetro. Ora il vetro è semplicemente appoggiato. Un'altra cosa comoda che è di serie nell'allestimento T, appunto quello un po' più accessoriato, è la teglia, la leccarda con la griglia con raccogli grassi già incorporata.
Adesso insieme a Gaetano penseremo ad un uso pratico degli spazi di questa cucina per farvi vedere com'è versatile e grande. State cucinando, la prima cosa che di solito dovete fare è portare in ebollizione l'acqua. E mettiamo la pentola appunto per l'acqua. Ok, un piccolo pentolino per fare magari un sughetto, prezzemolo e olio. E lo Qui. La pentola grande dove andare a colare la pasta, quindi insieme al sugo. E adesso manca soltanto il secondo, una bella bistecchiera. Grazie per aver visto il video fino ad ora. Vi ricordo di lasciare like ed iscrivervi al canale per farci crescere e per migliorare. Commentate sotto questo video per ricevere il codice sconto per l'acquisto di queste cucine, ma anche altre. E ricordate sempre che Morena Elettrodomestici È il tuo negozio di fiducia.